Buona domenica amici di Fanner appassionati di calcio a 11 regionale, è la quarta giornata di ritorno del girone D di seconda categoria. La Polisportiva Pian Due Torri ospita oggi il W3 Roma Team che ha voglia di rifarsi dopo la sconfitta subita all'andata per 3-1. Parte Manelli con il destro a superare la barriera e poi c'è l'ottimo intervento di Panzavolta che manda il pallone in calcio d'angolo. Prima occasione per il W3 Roma Team. Taddei gira per Caruccio. Adesso De Luca. Cercare Mottola che mette giù bene il pallone. Si accentra, va con il destro. Pallone che si stampa sulla traversa. Ottima la conclusione di Mottola. Mandando fuori il pallone. Di Carlo. Sbaglia però il controllo. Rimane lì il pallone, prova la botta il numero 6 De Luca. Parte con il destro, la conclusione a rete, rimane lì il pallone per Lauri. Può arrivarci Capone che poi viene atterrato e c'è calcio di rigore al minuto 25 della prima frazione di gioco. Di Carlo contro Benvenuto. Parte Di Carlo con il destro e la mette all'incrocio dei pali, 1-0, vantaggio della Polisportiva Pian Due Torri al 26esimo del primo tempo. Rimessa in fase offensiva, si incarica Bianchi della battuta. A Bianchi viene atterrato e non c'è nessun contatto secondo il direttore di gara. Però da Scaffetti che gli porta via la palla, adesso c'è Manelli che viene messo giù in area di rigore e sarà calcio di rigore, fallo commesso da Panzavolta su Manelli. Va con il destro Sigillino che incrocia e beffa Panzavolta, riapre la partita a pochi istanti dal termine del primo tempo. La W3 Roma Team cerca di saltare il giocatore, serve bene in verticale Mottola che cerca di accentrarsi, ancora Mottola, vince un rimpallo, poi viene atterrato, calcio di punizione e c'è anche il cartellino giallo. Parte adesso Di Carlo e con il destro fa il gol del 2-1, una punizione bellissima del numero 9, autore di una doppietta. Benvenuto forse ha qualche colpa sul gol del 2-1, non ha visto scendere il pallone. Attenzione a Di Carlo che prova la conclusione, tripletta del numero 9 che sorprende Benvenuto sul rinvio. Il risultato è quindi di 3-1 per la Polisportiva Pian Due Torri. Monti, ancora Pietrini, spazza via. C'è solo Rossi in questa zona di campo che mette bene giù il pallone di destro, prova a servire Sigillino che allarga bene su Monti che ha spazio, può provare la conclusione di destro. In due tempi Panzavolta la fa sua. Bianco cerca di mettere il pallone nell'area di rigore direttamente nella zona di Panzavolta e poi c'è il controllo di Scaffetti. Il pallone tocca il palo ma non entra in rete, poi allontana De Luca. Sigillino alla battuta. In mezzo Monti, il solito Manelli e Scaffetti che salta di testa, il pallone rimane lì. Scarabotti con il destro mette il pallone nell'area di rigore, stop di Caruccio che poi conquista solamente il calcio d'angolo per Giovannetti. Cervelli rimette dentro la sfera, Manelli fa la sponda e c'è la conclusione di destro, gol magnifico, è il gol del 3-2 a 2 minuti dal termine, ancora Sigillino, questo è il gol più bello della partita. Salta secco De Luca Monti, converge verso il centro del campo, allarga per Giovannetti che ha spazio, Giovannetti a tu per tu col portiere, Giovannetti mette il pallone sotto alla traversa, gol del pareggio a 1 minuto dal termine, Giovannetti. Pareggio importantissimo per la W3 Roma Team. Sul pallone lo manda avanti alla cieca, si porta avanti il pallone con la mano Corsi che viene giustamente ammonito.
E c'è il triplice fischio della partita, finisce 3-3 l'incontro dopo che la Polisportiva Pian Due Torri conduceva per 3-1 e l'incontro sembrava giunto al termine. Prima Sigillino e poi l'azione personale di Giovannetti hanno fatto sì che la partita finisse in pari. Si porta adesso a quota 39 il W3 Roma Team, mentre il Pian Due Torri a quota 28.